Questa è la seconda pizza del menù degustazione. Questa è una di quelle due pizze che non potrete ordinare separatamente dal menù degustazione. Abbiamo scelto di reinterpretare un piatto della tradizione lucana, un cucinid viene definito a Melfi, ovvero abbiamo una minestra di cardi dove all'interno si cucinava un po' di salsiccia pezzente e si chiudeva con un uovo stracciato. Chiaramente l'uovo stracciato era più difficile da realizzare, abbiamo scelto di lavorare con del cardo cotto, praticamente leggermente sbollentato, lo posizioniamo sulla pizza, andiamo in forno insieme alle polpettine di salsiccia pezzente che vengono leggermente cotte prima e chiudiamo con un uovo che viene cotto, solo il suo tuorlo chiaramente, che viene cotto al forno a 85 gradi sotto sale, così per avere anche il sentore dell'uovo e completare questo piatto. Buonasera a tutti, benvenuti alla puntata 108. Siamo in collegamento con l'America, siamo in collegamento con Seattle, casa italiana, dove ci sta seguendo il nostro Michael. Ciao Michael. Ciao, buonasera a voi in Italia. Benissimo, i prodigi della tecnologia. Argomento della serata, leggo il titolo, poi spieghiamo tutto dopo la sigla. Nascita di una nazione, due rivoluzioni a confronto, la rivoluzione italiana e la rivoluzione americana. Allora Michael, io adesso lancerei la sigla e poi dopo entri tu direttamente in argomento, se sei d'accordo. Va bene? Va bene. Allora invitiamo il nostro amico Donato, il nostro mitico presidente e regista, lo invitiamo a mandare in onda la sigla. Allora, buonasera a tutti voi di nuovo. Good morning in United States. Penso che ci siano alcuni che seguono online. Non vedo grande folla qui dietro di me, non ancora, perché qui di mattina fa freddo. Comunque forse verranno. In questa presentazione, la presentazione, questo soggetto si chiama Nascita di una nazione, due rivoluzioni a confronto. Chiaramente sono la rivoluzione americana e la rivoluzione italiana, o risorgimento, che più o meno avvennero nello stesso periodo di tempo. Mi meraviglio che non se ne parli in questo modo, perlomeno non lo so io. Comunque, chiaramente il soggetto è enorme, immaginate un po', ci sono stati volumi scritti su questo soggetto. Quello però che io dico è, basandoci sulla nostra esperienza e sulla nostra cultura,
seguendo anche quello che ha scritto Enrico, noi possiamo dedurre, fare delle deduzioni intelligenti. Questo ho cercato di fare. So for the Americans, in this presentation, we examine the birth of the United States and of Italy, events occurring in the same historical period. We compare the essential points behind the creation of the two nations. Okay, so let's go forward. Donato, possiamo andare alla prossima slide? La prossima. Fammi vedere se riesco a farlo io. Oh, sì, scusa, riesco a farlo. Prima, no, va bene, l'altro. Lo faccio io. Ecco qua. Prima di continuare, prima di andare avanti, voglio mettere le mani avanti. Nel senso che alcune cose di cui parleremo sono cose che diciamo per alcuni sono difficili da digerire, ma questa è la realtà. Secondo me parlare della verità è il modo migliore per cominciare a pensare di risolvere certi problemi. Questa è una lettera che vedete, è una lettera che scrisse Curzio Malaparte, è un estratto. Lui diceva: quello di dire apertamente la verità sui mali, le miserie, le vergogne di cui soffriamo, quello di nascondere la realtà sotto il mantello dell'ipocrisia, negando piaghe, miserie e vergogne, anzi esaltandole come virtù nazionale. Questo è il punto che lui diceva. Non bisogna nascondere quelli che sono i problemi nazionali, perché solo così facendo possiamo capire i problemi odierni. E credetemi, inclusa l'emigrazione, tra parentesi, no? E lui, io condivido pienamente quello che diceva Curzio Malaparte, anche se per alcuni questo non suona bene, perché non dire la verità significa coprire le magagne passate e future. Ok, questa è un po' la prefazione. Vediamo questa qua. Questa voglio farvi vedere un po' quando si parla di Italia, per esempio in America, si parla del Rinascimento di Colombo e di Michelangelo eccetera. Chiaramente questo fa parte della nostra eredità culturale ed è I will speak in English too. I didn't know this is online. Was online too. Sorry, was also online, but that's fine. I want people here. So I will introduce you Ray. Ray is a Chinese American, and she loves Italy and she loves the Italian culture. So she knows more than many Italians about the Italian culture. Anyway, so diciamo, per capire la nostra storia non bisogna confondere i fatti. Noi siamo orgogliosi e sappiamo la nostra eredità, la nostra identità viene da tutte quelle varie tradizioni che vediamo nelle immagini. Però i problemi di cui parliamo oggi sono problemi che si riducono praticamente a un piccolo spazio temporale, che è quello di 164 anni dove c'è la bandiera che ho messo. E quindi lì dobbiamo focalizzarci di più e capire, e poi usare quella che è la nostra storia a nostro vantaggio, direi, no? Vedete che succede a Napoli con il turismo e tutto il resto. Perché? Ma perché c'è l'arte, c'è la cultura che attira la gente, a parte il cibo e tutto il resto. È l'accoglienza che viene dal passato, la nostra accoglienza del sud. Donato, vuoi fare vedere il video che ci ha attaccato qua? L'Italia è un paese complicato. L'Italia è un paese di profonde differenze.
L'Italia, gli italiani sono una nazione non nel senso in cui lo sono i francesi. I francesi sono una nazione omogenea, dove i dialetti sono praticamente spariti e tutti parlano sostanzialmente la stessa lingua in tutta la Francia, dove perfino lo stile con cui sono costruite le case, le chiese, si assomiglia molto, anche fra zone che nel Medioevo erano estranee nel modo più totale, come la Provenza o la Normandia. L'Italia non è così, ma questo non vuol dire che non sia una nazione e neanche che lo sia diventata più tardi, secondo me. L'Italia è una nazione caratterizzata dal fatto di avere al suo interno enormi differenze, il che non impedisce affatto che si sia tutti italiani. Amen, direi. Amen. Queste sono parole dette da una persona del nord, no? Che ha capito perfettamente quello che è l'Italia. E non lo devo dire io. Quindi una volta che capiamo che ci sono differenze, che noi veniamo da culture diverse, noi dobbiamo celebrare queste culture, dobbiamo integrarle, cose che non è mai stata fatta. E vedremo perché nella mia presentazione quello che io penso. E dobbiamo ancora farlo, tra parentesi. Ok. Per partire con questa presentazione, ricordiamoci che cos'era. Oh, sorry, I need to translate a few words for the American audience. Devo tradurre per l'udienza americana qua. The video we saw was a video about an historical. Barbero is an historian from northern Italy. He says that Italy is complex nation because it was born from different states, different language, different cultures. So, but that doesn't mean that Italy is not a nation like France or England, for instance. But we are different, so we need to consider the fact we are different. It doesn't mean we are not a nation, right? So that's an important point. Anyway, so per andare avanti voglio mostrarvi questa cartina che molti di voi già sanno. Che questa era l'Italia 200 anni fa, più o meno. Stati diversi, lingue diverse, tradizioni diverse. Ho evidenziato il regno di Savoia o Piemonte, la Sardegna, il Piemonte e la Liguria. E ho detto regno di Savoia, non ho detto regno di Sardegna. La Sardegna non ha niente a che fare con il Piemonte, con quello che è successo dopo. Quindi diciamo le cose come stanno. Questo è il regno di Savoia, che poi la Savoia non apparteneva più per altre ragioni, che non vogliamo andare in quei dettagli, al regno, ma queste erano le magagne del tempo. Quindi questo è il regno che poi ha contribuito principalmente all'unificazione italiana, il Piemonte o il regno di Savoia. E questa era l'Italia a quel tempo, la penisola italiana, non l'Italia. Allora, voglio parlare di queste due cose qua. Il contesto storico, vedete queste due palline, una a sinistra e l'altra a destra, giù. Quella a sinistra sono i padri fondatori americani che spezzano la catena con le catene che li legavano all'Inghilterra. Sotto ci sono i padri fondatori italiani, Cavour, Garibaldi, Vittorio Emanuele, Mazzini, eccetera, che invece legarono di più l'Italia all'Inghilterra invece di spezzare la catena. Gli americani la spezzarono, gli italiani la contribuirono, i piemontesi, Cavour, contribuirono a creare questa catena. E poi vediamo alcune cose. Quindi l'Ottocento, so what I'm saying in English, and I need to translate, sorry about that. So here I'm showing two bubbles. In the upper left are the American founding fathers. In the lower right are the Italian
say founding father, we don't have their name in Italy, but the contributors of the unification of Italy, mainly from northern Italy, Piemonte, so on. The difference between these two, visual difference I want to show is that while the founding father broke the chain with England, the Italians created the chain, just the opposite. And that was part of the problem. Anyway. And about 100 years difference, right? About 8 years difference. Yes, pretty much the same historical time, you know, the same ideas. So more or less. So in the last century or 2 centuries ago, we saw devo in italiano. Quindi nell'Ottocento vediamo la nascita delle due nazioni, le due rivoluzioni, quella americana e quella italiana, risorgimento. Ma c'è una vicinanza cronologica, però le differenze tra di loro sono profonde e vediamo perché. Differenze filosofiche e differenza, diciamo, di approccio, di visione. Prima di andare avanti, perché siccome ho menzionato l'Inghilterra, before we go forward, I mentioned England. I want to show you the weight, the influence of England on the Italian unification and the interest. This was, questo, andiamo con l'italiano prima. Quando parlo di influenza inglese, parlo dell'influenza dell'oligarchia inglese. Non sbagliamoci, non parlo del popolo inglese, parlo dell'oligarchia inglese. Dell'oligarchia inglese, la rivoluzione americana fu una lotta contro la dominazione inglese, come ho già detto. Quella italiana invece fu appoggiata da questa oligarchia, anzi probabilmente voluta. Nel primo caso le catene furono spezzate, nel secondo caso furono create. La Sicilia, per esempio, aveva una posizione strategica per gli inglesi nel Mediterraneo e permetteva il controllo delle rotte commerciali, prendeva il controllo dell'Europa e delle rotte commerciali. Ricordiamoci che fu creato, quello era il tempo in cui il canale di Suez fu creato e per l'Inghilterra era conveniente usare il canale di Suez per andare in India, in Australia e tutto il resto, dimezzavano il tragitto. One of the reasons the English oligarchs were interested in the Mediterranean, were always interested in the Mediterranean because the opening of the Suez Canal, and also because they had to control the commercial routes against France. They were always fighting each other. And Italy was in the middle. Italy has been always in the middle. It's in the middle of the Mediterranean. And Sicily was a crucial island for them. They had also a lot of economic interest in Sicily. Sulfur, for instance, wine. So it's a long story. So while the American Revolution was a struggle against British domination, the Italian unification state was supported by the Brits, the oligarchs. In the first case, the chains were broken. In the second case, the chains were created. So I don't know if it's a little bit challenging, but that's the context in which those things happen. So let's see what an Italian writer that is very knowledgeable about English story says about what we have discussed. This guy is writing a lot of books based on this unclassified, declassified British documents. So it's not just inventing stuff. So some of them he says are based on English declassified documents. Le cose che Giovanni Fasanella dice sono basate su documenti inglesi discretati
e ha scritto un sacco di libri e continua a scriverlo. Infatti vi consiglio di sentirlo un po'. Comunque, Donato, facci sentire un po' quello che dice. Mi chiamo Giovanni Fasanella, sono un giornalista e da molti anni gran parte del mio impegno professionale è volto alla ricostruzione della storia invisibile italiana, che non è mai stata raccontata e che è sempre stata coperta da un velo di segretezza. La Gran Bretagna ha avuto un'influenza enorme sulla storia italiana, sull'economia del nostro paese e sulle vicende politiche interne, almeno a partire dal Risorgimento. Il rapporto strettissimo e spesso di dipendenza dell'Italia dalla Gran Bretagna sia iniziato proprio con la nascita dello Stato unitario nel 1861 e con l'impresa dei 1000, naturalmente è iniziato un anno prima. L'idea di uno Stato unitario aveva radici interne, ma il progetto subì un'accelerazione quando gli inglesi capirono che attraverso l'apertura del canale di Suez progettata dai francesi l'Italia sarebbe diventata una postazione strategicamente importantissima e quindi mettere le mani sul nostro paese, controllarlo politicamente e spesso anche militarmente avrebbe garantito agli inglesi il controllo anche delle rotte commerciali dal Mediterraneo all'estremo oriente, dove gli inglesi avevano i loro possedimenti coloniali. Quando la Gran Bretagna capì l'importanza strategica che l'Italia avrebbe assunto, diede un colpo di acceleratore al progetto di unità nazionale, finanziando e sostenendo in tutti i modi l'impresa garibaldina. Dalla nascita dello Stato unitario in poi l'Inghilterra ha sempre avuto un ruolo fondamentale nelle nostre vicende politiche interne e in tutti i passaggi cruciali della storia italiana. Okay, so let me summarize. So the context, one of the things is not understood about the Italian history, Italian unification, Italia, 200 years, is the fact that England has played a very crucial role, paying, like Garibaldi, talk about Garibaldi, they paid for him to have his, adventure in southern Italy. Not only they paid Garibaldi, but also they bought some of the officers of the Southern Army of Regno delle Due Sicilie. Many of those people sold themselves, passed on the other side. So this was done because for England, Italy was having a state, a subjugated state, nation, under their control, allowed them to control the Mediterranean. Still today, what's happening today? But these are, so remember also that there was the time when the Ottoman Empire was collapsing, so they were putting their eyes on what is now Iran, Iraq, and all that, and they were smelling the oil already. There was a time they were smelling oil over there. So the petrol, like they say. So, and Italia was smacked in the middle of it, as a strategic place. So these were the motivation for England to support
what was something that had to happen. The time was ripe to have a unified nation. I don't believe there was the time to do it, but the way it was done was horrible. And problems, we still have those problems today, coming from those times, the way things were done. We can go in some of the details, comparing the two revolutions, the American one. And so that's what this writer talks about. So, more or less, I don't know if... So, and we can talk about this stuff in details. If you guys are willing to go forward on this, we can have more discussion on this. So let's go forward. Okay, so now the two revolutions. Now this is the contest I've created for you, the contest. Now let's see how the two revolutions went on. The American Revolution and the Italian Revolution, or Risorgimento, the way they call it, pretty much at the same time. 78 years difference, but not very much. Okay, Tiziana. Okay, let's go forward. You can also read the Italian comments because the Italians are listening. We have an Italian audience online. So I will say in Italian and then we'll go in English. The revolution. International or just United States or international? No, from Italy. Yeah. We are connected with Italy, with Italia. It's good that they learned the real history. Yeah, they know. That's why they're listening. So, la rivoluzione americana. So, la rivoluzione americana fu figlia di due semplici e potenti idee. La prima fu nessuna tassazione senza rappresentanza. La seconda, nessun governo senza consenso. Attorno a questi principi, i padri fondatori, Jefferson, Washington, Madison, Hamilton, costruirono una visione di libertà e autogoverno, lotta di liberazione dalla dominazione britannica. So in other words, let's not go into details, the stuff is I'm not working probably today, but believe me, the principles on which the American Revolution were sound. So one was not taxation without representation. The other one was not governed without people consent. And also, these were the principles on which Jefferson, Washington, Madison, Hamilton built the vision of liberty and self-government. And also was a fight against the British domination. Clear, no? Clear. And a lot of documents written about it, a lot of painstaking. And in that time period, the British Empire controlled like 1/4 of the British land. The entire. So, i padri fondatori erano uomini di interesse, certamente, e non privi di contraddizione come schiavitù, esclusione delle donne, ma seppero elaborare un sistema, diciamo, abbiamo perso. Ecco qua. Seppero elaborare un sistema politico coerente e duraturo. La Costituzione del 1787, con la separazione dei poteri e il bilanciamento tra Stato federale e Stati membri, non fu un semplice compromesso. Fu un patto fondativo tra cittadini e istituzioni, pensato per resistere al tempo e all'ambizione dei singoli. Okay, so the founding father had their own faults. You know, we know that the time was, some had slaves. The woman didn't vote, never right to vote. Not too many had the right to vote, the people that the land and stuff like that. But they created a system that was able, with the Constitution, was able to evolve with
problems, we fight. Well, we still have it today. That's why people come over here. So, it was a foundation that they created with the understanding of the time and with their own shortcomings to create a system that could evolve and could resist the scoundrels. And it's something cast in stone once and for all. But they create that. So that's important to understand for the Americans and for the people outside the United States. I saw a comment that was just that. Here I'm not doing an eulogy or celebrating, the American is so beautiful and so that. No, we have problem. America has problem. But I challenge everyone to find a place where there are these principles stated for 200 years now. That's why people come over here. So that's why I'm here. So things can be improved, obviously can be improved. In fact, let's see how the Italian Revolution happened. So, la rivoluzione italiana o risorgimento, al contrario, non nacque da un modo popolare ampio e cosciente, ma da un intreccio di diplomazie, guerre e ambizioni dinastiche, appoggiato apertamente o in segreto dall'oligarchia francese e inglese. I padri fondatori italiani erano divisi e non erano d'accordo su come procedere. Mazzini sognava una repubblica democratica fondata sulla fratellanza dei popoli. Garibaldi incarnava un mito, quello del romantico combattente. Cavour, pragmatico e calcolatore, determinò l'esito del regno per il regno sabaudo. Allora, so the Italian Revolution was not really based on people's consent or on principles of, as we talked before, but there was based on dynasty, an extension of the kingdom of Savoy. If we can talk about founding fathers in Italy, Italian founding fathers like Garibaldi, Mazzini, and Cavour, they didn't agree with each other. They never sat at the table and discussed how to go forward. And they didn't write the constitution. They didn't set, they didn't have a declaration of independence, let's put it this way. None of that. So it was just a combination of things said, not said, maybe not typical. And so that was misunderstanding since the beginning. In the meantime, Italy had to be created, but not on these confusing approaches, from my point of view. You have to be clear about what you are trying to accomplish. What year are we looking at? This is 1860, 1845, 1860. So the American Revolution already happened. The United States was already created in 1787 with the Treaty of Paris. Italy did not. Italy was not in existence, the modern Italy. It happened around 1861, more or less. Did the French, as they helped out America, did anyone assist? Yes, yeah, the French were involved too, against England because they were fighting each other. And they were involved also for monetary gain and for land grab, because to them was given the Savoy region that was from Piedmont and Nice at the border. So talking about that. So yeah, that's exactly. Okay, so now let's take a little detour. While all these things was happening, that's a shame in my view because it's not considered in the history book, Italian history books.
Ok, facciamo una piccola digressione. Napoli e gli Stati Uniti. In questo caso io intendo il regno delle due Sicilie e gli Stati Uniti. I rapporti culturali, non solo, anche economici, esistevano tra gli Stati Uniti e il regno delle due Sicilie. In questo caso in particolare, ai tempi della creazione della nazione americana, rapporti culturali esistevano tra gli Stati Uniti e il regno delle due Sicilie. In particolare, Benjamin Franklin, il padre fondatore della Costituzione americana, e il giurista Gaetano Filangieri dell'illuminismo napoletano avevano rapporti epistolari. La foto a destra mostra una delle lettere inviate da Filangieri a Franklin e conservate nell'archivio del Congresso americano. Quindi c'erano questi rapporti già tra uno Stato indipendente, che è il regno delle due Sicilie, e la nuova nazione americana. Franklin sapevano che esisteva questo regno, infatti c'erano rapporti consolari tra lo Stato del regno delle due Sicilie e gli Stati Uniti, la nazione appena formata. Qualcuno dice che Franklin dedusse alcuni dei principi della dichiarazione di indipendenza dagli scambi culturali che ebbe con Gaetano Filangieri. Agli amici di Napoli consiglio di andare a visitare il Museo Filangieri a Napoli. Sfortunatamente questa volta non ci sono potuto andare. Downtown, giù a Napoli, dovete andare a visitarlo. So what I'm saying. Ecco, questo è il Piemonte, non esisteva, non esisteva a quel tempo nei rapporti con gli Stati Uniti. What I'm saying here, before the unification of Italy, the kingdom of Two Sicily, that's what we call now Southern Italy, already had a connection with the United States. Cultural connections and commercial connections. Here I'm showing a letter that Benjamin Franklin and the Neapolitan philosopher were exchanged. This is in the Library of Congress, talking about ideas, stuff that probably then percolated in the American Constitution and Declaration of Independence. And that's a shame that it's kept hidden, because that's really would have been a base to create a connection with the United States 200 years ago. Better, clear, but obviously maybe England didn't agree with that. So it's hidden, but we need to uncover this, because there was culture, there was commerce going on. There was not in the backward state. Huh? This is not history taught in schools. No. So because it had to be hidden by the myth that was created. Okay, so but we'll uncover it if they like it or not. Ok, sorry, scusa. Ok, andiamo avanti un po'. Quindi, dalle due rivoluzioni, da quando abbiamo detto sinora, si intuisce la distanza morale e politica tra le due rivoluzioni. Negli Stati Uniti le idee vennero prima delle armi. Si combatteva per difendere un principio chiaro, principio sancito da dichiarazioni pubbliche e da un dibattito aperto. In Italia invece le armi precedettero le idee. I plebisciti, di cui poi parleremo, furono una messa in scena fasulla. Le popolazioni del sud furono conquistate e poi represse. Le promesse di libertà e progresso si infransero contro il centralismo sabaudo. Here what I'm saying is, this is the difference between the two revolutions. While in the United States, you know what you are fighting for. The principles were clear. And principles that were declared in documents after documents after documents. For instance, the Declaration of Independence. In Italy, just the opposite.
nothing was clear. And they had the so-called plebiscites, so you call people to say yes or no on unification in this case, but it was just mock-up stuff, and that was not. We can talk about. Especially the people in the southern part of Italy, because the most powerful state at the time, were repressed and oppressed. And then the big flow of immigration by the millions came. Many of your relatives just came because of that. And the big I'd say promise in English. They promised freedom and land and that. Nothing of that. Just to have the support of the people. And that, so all these ideas that were proposed as the Risorgimento crashed with the Kingdom of Savoy centralized control of everything. And the banks. And the bank. When you talk about that, let's not start on that. Because also the main principles of the money, where the money were. So, okay, yeah, we can talk about this stuff. We can go into detail on some of these things. Okay, so let's go forward. So another thing that our friends did, in order to subjugate the people, they are, when they say they are the people that came from Piemonte, and Garibaldi, and the Piemonte Cavour, allied themselves with the local criminal organizations to oppress people, to subjugate people. And one organization, Naples, in Campania, have probably heard the name, is called Camorra, and it's black mafia. So they allied themselves with these people, so to subjugate the people, the population at large. So per gli italiani, adesso vediamo un po', perlomeno da un punto l'audio, sentiamo un po' l'audio, tra il prefetto Liborio Romano e la Camorra, prefetto di polizia che si vendette, the town council, the Neapolitan police chief, switched. Tutti siete a che sto Garibaldi. Dice che può arrivare fino alla capitale. E se noi non volessimo fare fantasia su Garibaldi a Napoli, e invece noi a Garibaldi facciamo trasino. Stamattina ho avuto un colloquio con Don Liborio Romano, o prefetto di polizia. O prefetto di polizia. E che te ne mai parte, non mi chiedi spingere. Te ne mai parte. Donato, puoi andare avanti. Ecco qua. Ok, ma avete sentito quello che dicevo? Penso che avevo il microfono chiuso. No, si sentiva tutto, Michael. Ok, grazie. Prego. Va bene, andiamo avanti così. Quindi qua è Liborio Romano che si mette d'accordo con la Camorra per soggiogare poi i plebisciti, controllare la situazione a Napoli per far entrare Garibaldi a Napoli. Here, that's the way Garibaldi was allowed to enter Naples, under the control. No, so otherwise, forget it. So, yeah. Okay. So they started with. In order to
create the legitimacy of what was happening, they had these plebiscites. That means this, they called people to say yes or no to the unification. Let's see. But only 0.87% showed up of the population. 0.87%. No, that's Not even one. not even one. So they didn't approve. So the people they didn't have the approval of the people. And when they went for this plebiscites, they call it, that was the Camorra watching, and the stuff was public. So he had a bucket for yes and bucket for no, public, very distinct. So imagine that. So what do you do? Vote yes or vote no? So that's the way it was done. But was legal, it was legal. So per dare una parvenza di legalità si indirono questi plebisciti. Questo fu per mostrare poi l'appoggio popolare all'unificazione, agli occhi dell'Europa, per esempio. Comunque, malgrado l'illegalità, non molta gente si andò a votare. E quindi passiamo a quel famoso detto che noi tutti in scuola abbiamo imparato, di D'Azeglio. Lui diceva: abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani. Questo era un compito molto difficile, chiaramente, trasformare cioè le genti diverse in una sola nazione, rendendo omogenee le diverse realtà amministrative, economiche, sociali e culturali. Certamente c'era un problema. Secondo me D'Azeglio aveva centrato il problema, però l'unica cosa che non si dice o non diceva è che come si era arrivata all'unificazione. Se i principi erano così confusi come abbiamo visto, ma di quali italiani parliamo qua? Probabilmente l'impresa era complicata e difficile, però una volta che ti impegni a farla, la devi fare bene, con tutti i problemi, come fecero i padri fondatori americani. Per loro non era certo che la rivoluzione sarebbe avvenuta e avrebbe avuto successo. Infatti la rivoluzione americana ebbe diversi problemi durante quegli anni. Non tutti erano d'accordo a liberarsi degli inglesi, per esempio. Comunque, what I'm saying, there was this Italian philosopher and writer at the time from northern Italy. He was saying, now we have made Italy, now we have to make it Italian. We have to make it Italian. Okay. What Italians are we talking about if the principles are so confused and not clear? So, and that's the meat. That's what we learn in school. Okay, the Italian was done. Now we have to educate the people. Yeah, why don't we do the other way around? Probably was impossible. But you take an impossible task and you do it. Nobody asked you to do it. You do it, like the founding fathers did. So were they certain that they were going to be successful against the Brits? Probably not. Powerful army, powerful nation, the most powerful army in the world. But they did it. They risked their neck, literally, and their wealth. So it happened. Just the opposite. Would cover up on the real truth and the real reason of creating a nation. Conclusion. Let's conclude. Here we are. The difference between the two revolutions. La differenza tra le due rivoluzioni. I padri fondatori americani cercarono, pur con dei limiti, il bene comune del popolo. I leader italiani, salvo rare eccezioni, agirono spesso in nome di interessi dinastici dei Savoia e privati degli industrialisti del nord e calcoli diplomatici.
La rivoluzione americana aveva come obiettivo la costruzione di una nuova civiltà politica. La rivoluzione italiana aveva come obiettivo l'allargamento della monarchia sabauda, secondo Cavour ed altri. So, in other words, I'm saying here the difference in summarizing. The founding father, with all their limits, tried to find the common ground. At the time, whatever they could do at the time, and they understood. The Italian leaders, the equivalent of the founding father, let's say, often act in the interest of the Kingdom of Savoy and of private interest of people, rich people from the north. And diplomatic calculations, so England and France and this and that. So that's what they did. The American Revolution the objective of the American Revolution was to create a new political reality that was not in existence anywhere in the world, nowhere. And that was the vision. The Italian Revolution had as goal to enlarge the Kingdom of Savoy. Tell me, very limited, provincial goal, selfish, stupid, if you ask me, for a revolution. So let's see what an Italian journalist, this one serious guy that I think was born in Rome, is not from the South, let's put it this way. He founded a very powerful, popular newspaper, among other things, called La Repubblica. His name was Eugenio Scalfari. So he says, let me read a little bit, because I think it's important to read what he says. Let's go, just let me do one thing. So il risorgimento così rimane per molti una rivoluzione incompiuta, non il compimento di una promessa di libertà, ma l'inizio di un lungo cammino ancora oggi segnato dalle domande che non trovarono risposta allora. Non sfugge a nessuno come il compimento e il senso dell'unità nazionale sia per il nostro Paese una questione ancora aperta e spesso ridiscussa per via soprattutto della perdurante frattura tra nord e sud. What I'm saying here is the risorgimento, the Italian Revolution, for many is an incomplete revolution still today. It was not the accomplishment of to satisfy the need for freedom, but who was a long journey. Was a long journey that is today still blocked by unanswered questions. And especially if you look at the economic difference between North and South. That's where the seeds were planted. It's not that in the South there are no scoundrel. No, I'm not saying that. But the seeds of a new nation, of division, were planted then and still there. And now it's up to the Italians, in my view, to revert the story. But now I don't know about that. But Because it wasn't the will of the people, it was the will of taking advantage of their ignorance Yes. and lack of education. Correct. All right. and the South continue to be abused by being called
not educated, Yeah. whatever. All the slanders and all the things that's That's- going on. And to me, so damn stupid. Claiming those are the cause of why Yes. the South is not developed. Correct. So the friends here are saying that many of the difference between North and South that they know about. They know about here. That are, scusate, gli amici americani dicono che le differenze tra Nord e Sud, di cui sono coscienti anche qua, si rendono conto che vengono da lontano e non è che quindi le differenze che vengono ancora oggi perpetuate sono stupide e non hanno senso. Però bisogna capire perché. E questo, secondo me, gli americani capiscono. Alcuni di loro perlomeno capiscono. Donato, fai vedere Eugenio Scalfari. L'Italia è sempre rimasta in qualche modo uguale a se stessa, pur nelle drammatizzazioni e nelle tragedie, insomma. Ecco, ma c'è perché? Uno poi alla fine si chiede che cosa è che ci rende così diversi. Secondo me c'è un fiume carsico che spesso per lunghe fasi scorre sottoterra, ma c'è sempre, scorre sottoterra, ma poi viene fuori. Da prima ancora dell'unità d'Italia, viene fuori, in qualche modo c'è sempre stato, insomma, è un paese il quale detesta lo Stato, perché lo Stato in Italia, lo Stato è stata, specie all'inizio, non è stata l'unità, è stata l'occupazione che il Piemonte ha fatto del paese. Il Regno di Napoli a quel punto era molto più ricco e potente del Piemonte. Quindi sarebbe stato tutto diverso se fosse stato il Regno di Napoli a occupare l'Italia. Invece è stato il Piemonte. E il Piemonte con mentalità savoiarda, se pensiamo che Cavour parlava francese, quando parlava, la lingua corrente, parlava francese. Quindi, allora, è stato conquistato. Lo Stato, gli italiani l'hanno detestato. Ok, so let me translate. Voglio tradurre per gli amici americani. Allora, Eugenio Scalfari, very well, educated person, says that the Italians hate the state. Can testify that, especially in the South. So, why? For all what we have said, because the state, the nation was not based on those principles like the American Revolution, but was an enlargement of the Kingdom of Savoy. He says Piemonte, it's the same region, the region. So it was an invasion of all the other states, not only the Kingdom of Two Sicily, the southern part, but all the other states were included in the Kingdom of Savoy. In fact, they extended. One of the things they did, for instance, and so he says, if at the time the Kingdom of Two Sicily, the Kingdom of Napoli, says, was the richest one, it was probably would have been better if the unification would have been done by the Kingdom of Naples instead of the Kingdom of Savoy. Imagine that, he says, the prime minister, the main architect, spoke French. Cavour was speaking French, not Italian. That's the way they had that culture. They didn't have any idea what they were jumping into, or limited ideas. So imagine a founding father speaking French instead of English. Washington, for instance. No. So that's the situation. So he concluded. This is a very sad conclusion, obviously, because that's why there are many problems with the Italian state. For instance, one thing, and I conclude,
the Piemonte, the Savoy, what they did, instead of having a constitution for the new state, the new nation, they extended the old constitution they had, very old. The Piemonte, Costituzione Albertina, they call it. Piemonte is the French. French, yeah. So they extended to the entire nation with all the problems you can imagine. Not only that, they extended the bureaucracy, their bureaucracy. They sent their own employees. They removed all the other bureaucracy in the South, everywhere. Sent their own employees. They didn't have a clue how to deal with the local population. And even speak the language, by the way. And very corrupt bureaucracy, very slow bureaucracy. Go get passport. Still today. It's a How long colony. it takes? It's a colony. It still is a colony. Perfect. So the South became the colony, but now Italy is a colony over the entire England. And did they get the Pope involved? Yeah. Right, Yeah. right to the peasants. Yeah. Right, so it comes from the church. Yeah. That's That's a whole other. That's deep. It's a whole other control factor. Yeah. So we And I'm not can, saying the church. I go to the Catholic Church, but I'm just saying no, we can go into those details. it's the opposite of the liberty. It's opposite the liberty of, like the Constitution. It's opposite the liberty of the Bible and Jesus. Yeah. Opposite. Yeah. Exactly. If the Pope spoke, you better listen. Life, liberty, and pursuit of happiness. That was not the case. So, ok, amici italiani, secondo me abbiamo finito. L'unica cosa che voglio dire, non voglio trattenere, che in Italy, it's, what time is it now? 11. In Italy is 8 night. So, se voi volete ancora rimanere un po' per fare domande, qui oppure agli amici americani siete liberi di farlo, altrimenti potete chiudere perché non voglio trattenervi in più. Voi che dite? Enrico, che dici? No, la trasmissione è stata veramente incalzante e ci sono state molte domande. Io per cause di forza maggiore ho dovuto chiedere a Michael di farsi carico interamente lui della conduzione e per le stesse cause potrò rispondere a voce molto sinteticamente alle domande fatte, però assicuro tutti quelli che hanno fatto domande che poi per iscritto risponderò a tutti. Tra le tante domande ce n'è stata una che mi ha colpito. Si chiedeva qual è stato il contributo delle alleanze esterne nelle due rivoluzioni. Questo lo puoi tradurre per i tuoi ospiti. Qual è stato il contributo delle alleanze esterne nelle due rivoluzioni? E adesso do la risposta. Facciamo rispondere agli amici americani. No, rispondo io. Tu traduci solo la domanda, poi rispondo io. Okay, so the question is, what were the contributions of foreign entities to both revolutions, the American one and the Italian? Go ahead. Allora, la risposta è questa. Nel caso della rivoluzione italiana, le alleanze esterne sono state decisive. Nel caso della rivoluzione americana, la mancanza di alleanze esterne è stata decisiva. Poi adesso spiego perché. Vuoi tradurre questo ai tuoi amici? Mi sono distratto. Nel caso della rivoluzione italiana, le alleanze esterne sono state decisive. Nel caso della rivoluzione americana, la mancanza delle alleanze esterne è stata decisiva. E adesso spiego perché. Ok, la traduco. Enrico, by the way, Enrico is the writer in whom I work, and there is a book that I can show you later that he wrote in Italian, but we should do it in English. So Enrico dice che in the case of the American Revolution, the lack of external support was
a good thing. In the case of the Italian revolution, the support, quote unquote, was a negative. Well, yeah, so the American Vabbè, Revolution. Non ho detto proprio questo. Nel caso della rivoluzione italiana, le alleanze esterne sono state decisive. Oh, decisive. So in the case of the Italian revolution, the external support were determinant. It was not a revolution. Nel caso della rivoluzione americana, la mancanza delle alleanze esterne è stata determinante. Okay, so in the American Revolution, the lack of the external support was determinant factor. Except the French, probably, yeah, later. Perché, Michael? Why? Perché il Sud America, la parte del Sud, gli stati del Sud, si aspettavano l'intervento degli stati europei, con i quali avevano enormi rapporti economici per via del cotone, dell'esportazione del cotone. Ma gli stati europei non intervennero e quindi il Sud fu sopraffatto dal Nord. Quindi the southern part of the United States had interest with European nations because the cotton, and they were hoping for an intervention on the part of these nations, but they didn't intervene. So, and then the North took over. Questa è la differenza tra le due rivoluzioni. Vediamo le altre domande, se le riusciamo a recuperare, perché ce n'erano diverse interessanti. C'è Michele De Simone che chiede se vogliamo rispondere a questo, la traduco per gli amici. Certo. C'è un ragazzo in Italia che chiede se this guy in Italy is asking if you guys found interesting. Oh, yeah. Sì. La risposta è sì. Not yet. Enrico, quando è che traduci il tuo libro in inglese? Ci ho provato, ma lo facciamo assieme, Enrico. È un'impresa titanica. Ask him if he can get it translated to an ebook. It doesn't have to be printed because of the cost. If you can get it translated to an ebook, it's very less expensive. I'll ask him. So that's a little bit. Very less expensive. You don't know printing involved. So No shipping. it's sad. It's not interesting. What? He has to make money. The Italian Revolution is sad. It's not interesting. I mean, what I'm saying is interesting topic, but it's sad because using the word interesting diminish the heaviness of the devastation that it did to the Italian civilization, and hence consequently. Well, why don't you talk loud and never? And hence consequently the. Yes, repeat again. It is interesting, but more than interesting is sad. Is sadness because this event devastated Italy as a nation, as people. It was a trauma on the people. It prevented Italy from progressing and reaching its full potential with its civilization and the strengths and the culture that it had. Hence, it impacted the world in a way because it prevented Italy from becoming what it really could have become. Yeah. So being today, we could have benefited more from the Italian civilization if this did not happen. They still can. Well, that's the hope. But Enrico, che dici? Hanno capito in Italia quello che è stato detto? No, è meglio che traduci. Allora lo traduco. La nostra amica Ray ha detto che più che interessante quello che abbiamo detto è triste perché
si evince da quello che abbiamo detto che l'Italia ha perso l'opportunità di aumentare la sua influenza, il potenziale che può avere non solo per gli italiani, ma per il mondo intero. Questo lo posso testimoniare considerando come gli italoamericani sono attaccati alla cultura, e come lei, Steph, che è italiana, che l'abbiamo nominata italiana, perché lei è di origini cinesi, però lei è italiana per noi. Questo ha detto, quindi, e infatti io sono convinto, infatti sappiamo, questa è una perdita di opportunità e lo si vede ancora oggi. Il fatto che l'Italia non si sia sviluppata come una nazione importante, potente, col suo retaggio culturale, quello che lei ha detto, è un danno, non solo per l'Italia, ma per il mondo intero. E questo gli italiani dovrebbero capire. Quando si perde tempo con quelle storie inutili di differenze nord, sud, est, ovest, è una perdita di tempo, è un lusso che gli italiani non si possono più permettere. E quindi questo è quello che lei dice. E quindi ricordiamoci questo, perché se questo vogliamo far capire, Enrico, alla fine. Sì. Allora io ribadisco, risponderò a tutte le domande che ho visto. Comunque dietro tutti i fatti storici ci sono sempre degli interessi economici che poi vengono sempre un po' camuffati da fatti ideologici. Ma vorrei chiudere facendo i complimenti a Casa Italiana. Io chiudo facendo i complimenti a Casa Italiana, non c'è bisogno di tradurre. L'attenzione, l'interesse e l'acutezza delle osservazioni fatte dai tuoi amici sono veramente ragguardevoli e ci confortano, perché significa che sparsi per il mondo ci sono italiani che ragionano sulle nostre cose e che forse un giorno potranno darci una mano a superare le nostre differenze. Penso che hanno capito e non c'è bisogno di tradurre, se no glielo traduci tu. Sì, brevemente, Enrico. Enrico sta dicendo che Enrico is saying that he's happy, he's thankful standing us, the Casa Italiana, and also he's happy to see Italian Americans interested in our history, in our history, in our culture. And so the hope is Italian too. So the hope is that maybe from the Italian Americans can come help push toward a better situation, a better nation to improve Italy itself. Because I do believe that, because that's what I do believe. I think the Italian Americans can have an important voice, an important, powerful voice. Once we know our history, we know we can connection of the usual, Cinque Terre, Mappa, this part here. And so once we know that, we can help. Hopefully we can help. Italian poet or Italian historian? Everyone, you, us, we the people. No, I looked him up and it's an Italian poet. Enrico. Yeah. Enrico Fagnan, yes. Yeah. Yes. But poet and historian. And historian. Enrico, I'm thinking out loud that because of the English and the French colonization, it turned the world economy into a competition of scale. Whereas Italy, strength is not in the scale. It's a small country, but uniqueness is not celebrated. And that is why what Italians have to contribute, being a small country, is being silenced. And that is to the detriment of the world civilization progress. I don't know, maybe Enrico, lei sta dicendo che perché l'Italia ha sempre giocato un ruolo secondario rispetto alla Francia, per esempio all'Inghilterra, nello scacchiere mondiale. Questa è una domanda difficile, chiaramente è lunga da rispondere,
No, Però- rispondo molto brevemente. Sì. Rispondo molto brevemente. L'Inghilterra e la Francia hanno fatto la parte del leone perché avevano un impero coloniale che ha portato enormi ricchezze, ma ricchezze tanto grandi che noi oggi non le possiamo neanche immaginare, nelle casse dello Stato inglese e francese. E con quei soldi, e con i soldi si fanno le guerre, si fa tutto. Perciò hanno avuto per lungo tempo hanno fatto per lungo tempo la parte del leone, anche se oggi mi sembra che stiano diventando nazioni di secondo piano nel panorama mondiale. Un Questa po' è la mia risposta. la rivincita della storia, Enrico, anche se Sì, mi dispiace. So Enrico is saying that the difference between Italy and France and England is that France and England had colonial empires that brought a lot of riches, and so they had a lot of money, rich that we cannot even imagine. With that money, they could afford the wars, domination, and all that. Italy didn't have that. Also, because Italy was born 200 years ago, so as a nation, so very young, under the thumb of England, by the way, so they could move every time Italy, and then we can go in some of these aspects. Every time Italy, also nowadays, believe me, I'm not talking about talking against Italy. I'm talking about the truth that we need to digest so we can love our country and we can make our contribution. Every time the Italians tried to be independent, like in the energy area or other areas, they were crushed. And some people, the leaders of those initiatives, were killed, literally. So we need to take care of, consider that. And so then you fall in those minutiae, they don't mean anything. And so that's close to that. So at that, so then we can talk. Enrico, I think probabilmente abbiamo finito. Io voglio ringraziare tutti voi in Italia, poi magari le riprendiamo di nuovo queste cose, magari soggetti simili. Prima di andare via, Enrico, scusa. Questo è il libro this is the book that Enrico wrote. La storia dell'Italia unita. It's on Amazon, but it's in Italian. But we'll talk about. I didn't want to talk about now too long, but maybe we can have Enrico also talk about some of the key points. So Enrico, waiting for aspettando per la traduzione inglese. Enrico, aspettando per la traduzione. Questa è un'altra cosa. Comunque voglio dire, grazie a voi tutti, grazie per la lunga serata che avete che ci avete sopportato in tutto questo e speriamo di continuare ancora e fare altre puntate di questo tipo. Sì, faremo sicuramente altre puntate su altri argomenti molto diversi, ma che sicuramente cattureranno l'attenzione dei tuoi amici americani. Io vorrei cambiare un po', voltare pagina e parlare ai tuoi amici americani della nostra arte, della nostra storia dell'arte e della nostra civiltà, cose alle quali sicuramente saranno molto interessati. Sono sicuro saranno molto interessati. Io chiuderei con un applauso reciproco. Grazie. Grazie a voi, buonasera a voi in Italia. A presto. Ciao. Ciao, buonanotte a tutti.